Buongiorno Italia, spettinatissimo come sempre. Il mal di schiena mi è praticamente passato e mi vedi anche un po' stanchino e adesso capirei perché. Adesso ti faccio vedere cosa c'è nel giardino di Zingano. Prima di andare ringrazio il sole che mi ha quasi riempito le batterie del camper e che mi ha quasi riempito la batteria del powerbank. In giardino di Zingano ci abbiamo il piano bar, super impianto stereo da musica soffusa, area cani personale e campo da tennis personale, cioè sarebbe un campo da basket, però noi giochiamo a tennis. Efficaci rimedi contro il mal di schiena, accidenti. Però come nuovo, spompato ma come nuovo. Anche femmina è spompata, sì. Pronto? Buongiorno, parlo con il signor Mirko? No, sarà l'amante di mia moglie, cosa vuoi che ti dica? Però adesso non c'è, sarà di aggiustare tubi da qualche altra parte. Oh signore, cosa sta dicendo? Scusami, non parli così tanto, sì, non ci capiamo neanche. E ora sto zitto, te parli ti? E non capio. Signore, scusami, lei è il signor Marco oppure un'altra persona? Ma prima era Mirko, adesso è Marco. Chi è Marco, il panettiere? Perché Mirko è l'idraulico. E Marco? Ma quale Mirko? No, scusami, Mirko, scusami, il signor Mirko. E ora è l'idraulico, ma non è anche il panettiere. No, che non mi trovi 3-4 dentro l'armerone, è un casino dopo. Io sto cercando il signor Mirko, è lei oppure no? No, lei è l'idraulico Mirko. Oh signore, cosa sta dicendo? Che Mirko? Lei è l'idraulico. Ah, tu capio? Ah, è l'idraulico Mirko? Ma sì, misso Tony. Ma cosa c'entra qua che il signor Mirko è idraulico? Scusami. E non so che... E probabilmente l'idraulico no, e viene qua e risponde al telefono di mia moglie. Ma signore, cosa sta dicendo? Scusami. Ma non so. Te mi ha detto a te, Mirko? Ho detto, lei è il signor Mirko oppure no? Ancora no, Mirko, lei è l'idraulico. Signore? Ma ti chi sei tu? Sei tu quella del panettiere? Allora, oh signore, lei è italiano? Oppure è... Campi italiano di me, so veneto doc. Oh signore, lei è italiano oppure no? Ancora, t'ho detto, pi italiano di me che so veneto doc, non so chi che polessa. Oh signore, ma cosa sta dicendo? Scusami. E calma il porco. E sia. Signore, è straniero lei? È straniero? Ancora. Ma secondo te, adesso un veneto è un straniero? Con tutto il rispetto per i stranieri, però vuoi dire, un che dice so veneto, no? Ma tu capio? Vicino Venezia, le parti di Venezia. Venezia, Padova, Vicenza, dove chi mangia i gatti Vicenza? Te mai mangiai i gatti in umido? Ma
non parli così tanto perché io non Ora parla te, mica nessuno, eh? Lo Conta, sto dicendo conta. in italiano oppure è straniero? È straniero lei? Ancora, no? Te l'ho detto che so veneto, so dai parti tipo di Venezia, Padova, Vicenza, dove chi mangia i gatti in umido, i gatti qua a Poenta, i gatti col cren, i gatti coi radici, i gatti coi bisi. Ma mi ha buttato giù. Ho capito. Oh, oh. Ma lei è idraulico, giusto? No, mi so il Mario. L'idraulico probabilmente è quel che va a funfatare come mujer. Ho capito, ma lei si chiama il signor Mirko oppure no? Ancora, no, Mirko, l'idraulico. Oh signore, cosa sta dicendo? Scusami. Allora, io sto cercando il signor Mirko. Ma Mirko, E no. lei o no? Ancora, tu di te, no? Ma come ancora? Che significa questa ancora no? Scusami. Tu di te, no? Mi so Tony, Ok. è il marito della mujer. Come si chiama lei? Tony, ancora, e dai. Tony. Ah, si chiama Tony lei? Tony Camio. Oh signore, come si chiama lei? Tony oppure Mirko? Ancora, Tony Camio. Ok, allora gentilissimo, io l'ho chiamato perché si tratta per le bollette della luce. Lei dove abita? Dove abita lei? In In Sbrindo, quale zona? Dove abita lei? In quale zona? in Sbrindo, Dove? in Sbrindo, provincia di Venezia. Ah, ho capito. Allora un attimo solo, ma le bollette, gentilissimo, le bollette della luce sua, le gestisce lei oppure un'altra persona della famiglia? No, non gestisce nessuno e usiamo per fare il fuoco, per scaldarsi. Dove? E boete e usiamo per il fuoco per scaldarsi, perché una volta si usava i copertoni, tipo le puttane, no? Però dopo fa brutta la veda per gente fuori che ne vardea. E ora si attacca a usare boete. E boete fa anche manco spussa, perché fa manco fumeron, e te scaldi compagno. Oh, signore, ma cosa sta dicendo? Non stiamo scherzando, va Ancora? bene? Stiamo parlando Le sto dicendo, le bollette a casa sua, chi li gestisce? Ancora. Mi cottacca il fuoco, butta dentro le boete, un fiato di botui, un fiato di giornali, quel che capita. Va bene, signore, va bene. Buongiorno allora. Ciao Bea. Aspetta perché adesso devo tradurre botui in italiano, io non lo so, sentiamo mia nonna. Nonna! Ascolta, ma com'è che si dice botui in italiano, che mette i sottotitoli? Botui? Non lo so, meno anche che chiama botui. lo so che è il termine scientifico le botui, però in italiano come si dice? Non lo so, Yuri. È un casino? Va bene, dai. Non so. Mi manda a qualcun altro, questa cosa proprio non so dirti. Va bene, dai, sta che c'è in giro. Va bene, ciao. Oro, ciao nonna. Ciao.